Signor Sindaco, siamo qui al Palmanova Outlet Village per presentare questa bella iniziativa che vede coinvolto anche il comune di Palmanova. Si può illustrare di cosa si tratta? Esiste un protocollo d'intesa fatto circa un anno fa che non aveva trovato fino adesso concretizzazione. Ci abbiamo lavorato, oggi siamo al primo atto, che sono queste belle vetrine, questi spazi che ci ha dato gratuitamente l'outlet per poter mostrare alcune particolarità di Palmanova e la città dall'alto. Questa è una delle cose. Il secondo accordo che abbiamo fatto concreto è quello di fare degli sconti per chi ha la carta Village per la nostra stagione teatrale e la stagione concertistica che partono a ottobre e finisce a marzo. Altro è gli spot che ci stanno facendo, sono già iniziati in radiodiffusione qua all'Outlet, dove presentano la città ma presenteranno anche iniziative tipo la rievocazione storica, tipo The Game Fortress piuttosto che Santa Giustina, il Natale, quindi c'è tutto più. Utilizzeremo anche dei Depliant dove metteremo Palmanova assieme all'Outlet, quindi un'offerta commerciale con l'offerta culturale. L'obiettivo è questo: l'Outlet esiste, cioè io sono contro i centri commerciali storicamente, ma l'Outlet esiste. Ho trovato una sintonia con la tua dirigenza, direi anche importante, con Casagrande, con la Giada. Dico, lavoriamo insieme per far cosa? Per offrire a chi viene qua, che viene qua con una intenzione commerciale di comprare, offrire un prodotto culturale, quindi la città così bella e così vicina, e dall'altra parte cercare di mettere insieme, dico io, il culturale e il commerciale, perché questo ci può far crescere. 2,5 milioni di persone che vengono qua all'Outlet sono un numero importante sul quale incidere per far conoscere la città. Ecco, obiettivo sempre di più valorizzare la città stellata. Ma l'obiettivo, noi cerchiamo di far sistema, facciamo un sistema con le città UNESCO a livello mondiale, a livello regionale, facciamo un sistema con Grado e Lignano quando hanno tanta gente, facciamo un sistema dove c'è gente, noi ci andiamo per fare un'azione di marketing e per promuovere la città. Direttore di Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande, e l'importanza, alla vigilia di un importante accordo di collaborazione con il comune. Si può illustrare in cosa si sostanzia questo accordo? Sì, allora noi abbiamo iniziato a collaborare con il comune di Palmanova dal 2016, quando siamo arrivati a gestire il village. Ora finalmente firmando un protocollo d'intesa. Da un po' di tempo siamo riusciti a dare un contenuto concreto a questo protocollo d'intesa che ricopre vari aspetti della vita del centro e del comune. Noi ci troviamo nell'area giochi che abbiamo fatto volutamente ricordando la città di Palmanova, quindi abbiamo cercato già di dare a chi viene all'outlet un'idea di quella che è Palmanova, se non conosce, quindi la città stellata, i portali eccetera, e il contenuto concreto è nel voler, visto che abbiamo un flusso di visitatori particolarmente importante, poterli anche veicolare fuori dall'outlet, quindi portarli al centro e poi poterli anche riversare su un territorio meraviglioso, e quindi comunicando la città di Palmanova con le sue iniziative. Direi anche che è particolarmente importante in questo periodo dove c'è sempre un dibattito, centri commerciali, questo e quello, avere invece un centro che si sempre di più sul territorio, che si interfaccia bene con il comune, Ma assolutamente sì, per noi questa è una delle mission aziendali che ci siamo dati, quelli di non essere una realtà avulsa dal territorio che ci ospita, ma essere integrati con il territorio. L'Outlet dà lavoro a più di 500 persone che sono quasi tutte del territorio che ci ospita, ed è bello poter collaborare e far sì che la collaborazione sia bidirezionale.